è un po' un piccolo rimpianto, però avete dato quello che potevate, soprattutto nel secondo tempo. Sì, loro sono una buonissima squadra, fanno un bel calcio, la partita il primo tempo l'abbiamo un po' sofferta, il secondo tempo siamo usciti fuori e abbiamo rischiato di vincerlo. Ci sono dei rimpianti, però siamo contenti per la prestazione che abbiamo fatto. Ecco, nel primo tempo può essere che il mister magari vi abbia detto di usare lo stesso atteggiamento che contro la Feralpi, un po' cercare di contenerli per poi magari essere un po' più propositivi in corso d'opera, diciamo così. Ma il mister ci ha detto di aggredirli tutta la partita, poi si sa che magari il primo tempo non ci siamo riusciti, il secondo tempo siamo andati un po' meglio e ripeto, abbiamo rischiato di vincere la partita. Ecco, gli episodi alla fin fine, al di là dell'incrocio dei pali che hanno colto loro nel primo tempo, c'è stato questo episodio di Altinier, qualche occasione in più per voi nel secondo tempo che davate l'idea insomma di avere ancora nel finale molta birra sulle gambe? Sì, ripeto, nel finale siamo usciti fuori e questa è la strada giusta, è la strada che dobbiamo percorrere, non dobbiamo mollare partita dopo partita e questo è un pareggio che ci dà morale sicuramente. Lì nel mezzo è stata una battaglia, oggi forse era proprio il centro, diciamo così, del gioco, della partita, al centrocampo. Tu ti sei dato parecchio da fare, a un certo punto ti sei anche innervosito perché non aveva fischiato un fallo su Neto, ne ha fischiato uno a te, hai rischiato un po' la munizione che poi è arrivata dopo. Sì, è stata una partita molto, molto dura a centrocampo, molte seconde palle, lanci lunghi, il campo era abbastanza pesante, però sono contento per come siamo riusciti a venire fuori alla lunga. Ecco, sei contento insomma di queste prime partite, sei arrivato pronti via titolare, insomma stai anche dimostrando il tuo valore, si vede in campo che ci tieni proprio a dimostrare che in questo Padova ci puoi stare alla grande. Ma io sono molto tranquillo, molto sereno, cerco di allenarmi sempre al massimo e questa è una mia caratteristica, io non mollo mai e poi insomma arrivano i risultati. No, infatti si vede, il mister ti fa giocare, infatti voleva essere un complimento. Sì, io sono contento che sto giocando, ma ripeto, sono solo 3 partite sono arrivato da pochissimo e la strada è ancora lunga, quindi spero di continuare a giocare e di fare anche qualche gol. Ecco, si è detto da parte di molti questa settimana che questa era una partita spartiacque, che poteva dirvi dove potevate puntare. Questo 0-0 cosa vi dice? Questo 0-0 ci dice che siamo venuti qui a giocarci la partita con una pretendente ai playoff. Nel secondo tempo, ripeto, ancora una volta potevamo vincere la partita e quindi affronteremo col coltello tra i denti il Cittadella. Grazie. L'andata col Sudtirolo era andata male, oggi un pari lo portate a casa? Sì, oggi siamo contenti per aver dato continuità di risultati e quindi anche perché il Sudtirolo è un'ottima squadra, quindi comunque siamo soddisfatti, anche se nel secondo tempo abbiamo meritato qualcosa in più, anche se l'occasione principale nostra è stata alla fine del primo tempo, però comunque siamo soddisfatti perché era una bella squadra sul Tirolo, basta vedere l'andata. Quindi bene. Come tranquillo, tu lì dietro, un'ottima intesa con i difensori, mi pare insomma come ritorno al debutto, diciamo così, dopo un girone quasi passato in panchina è andata bene. Sì, ci capiamo bene, ma questo è frutto del lavoro di ogni giorno sul campo, dagli allenamenti e quello poi lo ritrovi la domenica, quindi l'importante è lavorare giorno dopo giorno e fare al massimo gli allenamenti e poi dare il contributo quando sei chiamato in causa. Ecco, è una partita che avete avuto voi l'occasione con palle più nitide di sbloccare, resta un po' di rimpianto per quello che poteva essere magari non solo per oggi ma anche per le prossime, per provare ad agganciare il treno delle grandi. Sì, perché le partite alla fine sono fatte di episodi, alla fine del primo tempo se entrava quella palla magari era un'altra partita e portavamo a casa i 3 punti. Comunque va bene, siamo contenti di quello che è avvenuto e guardiamo la prossima partita. Ecco, l'unico brivido un po' quell'incrocio dei pali colpito nel primo tempo da Bandini, insomma, che è ancora lì che trema. Sì, ha fatto un bel tiro e è stato bravo, poi ha preso il palo, quindi bene. Benissimo direi. Bene. Dai, adesso c'è il derby col Cittadella, anche lì all'andata hai giocato, non è andata bene, però hai fatto importanti parate, l'importante insomma è avere anche una continuità di prestazione, penso da parte tua, che insomma è un po' che non vedi il campo, hai bisogno di riassaporare un po'. Sì, le prestazioni sono importanti, però vengono ancora prima i risultati e quindi speriamo di continuare a fare il risultato anche con Cittadella. Ecco, dopo aver girato la maledizione su Tirolo adesso bisogna provare a fare quella Cittadella. Infatti adesso cerchiamo di riprenderci dall'andata.
Grazie. Grazie.